siamo in presenza dei consiglieri che voteranno il PAT, che noi abbiamo tanto discusso in tutte le riunioni da un paio d'anni a questa parte e che viene in questo periodo sempre più in modo fitto tra le varie associazioni di cittadini. È importante per noi avere i consiglieri di oggi per capire anche alcune questioni procedurali, ovvero sia come potranno procedere coloro che intendono migliorare alcuni aspetti del PAT proponendone emendamenti, oppure come potranno proseguire, come intendono comportarsi coloro che invece avranno intenzione di opporsi ad alcuni aspetti del PAT. Tutto queste sono le domande che stanno alla radice di tutti i nostri incontri. O i nostri incontri sono stati un mero esercizio di accademia, di pura filosofia per una questione della città, oppure effettivamente noi dobbiamo chiederci chi avrà le responsabilità dei passaggi che si fanno e che costituiranno la base delle scelte future in cui noi poi saremo chiamati a vivere. Marco ha fatto un'ampia introduzione delle nostre posizioni generali, io riduco gli argomenti a 4 e questi argomenti avranno poi in chiusura ciascuno delle domande e queste domande saranno secche, favorevoli o contrarie rispetto ad alcuni temi specifici. È chiaro che sono riduttive, però siccome qui siamo anche tra cittadini, non siamo solo tra tecnici, la preghiera che ci è stata rivolta un po' da tutti è quella che la serata non fosse prevalentemente una serata tecnica, ma che invece si arrivasse un po' al nodo della questione. Il nodo della questione è questo, se si è favorevoli o contrari e quindi cosa si intende fare. Partiamo da uno dei nodi più discussi che è Tessera. Noi sappiamo che Tessera è un luogo infrastrutturato e che lo sarà ancora di più. È stata presentata un'ipotesi respinta dal Consiglio Comunale, per la verità, di arrivo della TAV all'aeroporto, la TAV e quindi del trasporto di alta velocità direttamente all'aeroporto. Una scelta del genere stabilisce che il nuovo centro della città Venezia Mestre diventa l'aeroporto di Tessera. Le conseguenze di una situazione di questo tipo sono altre scelte, ovvero che da lì si viaggi velocemente verso Venezia, che aumenti la cubatura per attività a servizio di questo importante nuovo centro. Anche dalle giunte precedenti sono state fatte ipotesi rispetto a Tessera, anche se non c'era ancora forse l'ipotesi così definita ed esplicitata della TAV. Nel 2004 si prevedeva un aumento di cubatura di 450.000 m3 su Tessera. La variante tardiva della giunta Cacciari ha aumentato fino a 1.200.000 m3, 3 volte di più. Altri argomenti di discussione che tutti conosciamo perché sono usciti sui giornali a ogni incontro che vengono fuori sono che nelle aree dove si prevede di costruire le caratteristiche idrogeologiche dei suoli le rendono soggette a frequenti allagamenti, pare praticamente ogni anno, senza eventi particolarmente dannosi o speciali, pare delle normali piogge che alla fine drenano quasi tutti in quel punto. Quindi perché si deve costruire proprio lì? Le domande favorevoli o contrarie sono queste. La fermata TAV in aeroporto, se vi vede favorevoli o contrari. L'aumento della cubatura da 450.000 a 1.200.000 m3, se vi vede favorevoli o contrari. La cubatura ridotta eventualmente limitata alla sola realizzazione della cittadella dello sport, se vi vede favorevoli o contrari. Il secondo punto di cui parliamo è la viabilità. Quando si parla di Tessera, immediatamente dopo si parla della sublagunare. Nelle presentazioni del PAT la sublagunare è una specie di convitato di pietra che non viene nominato. Si dice c'è una linea veloce, non è detto che sia la sublagunare. Noi crediamo che se un'amministrazione crede che la sublagunare sia un'opera strategica importante, la deve mostrare per intero. La deve mostrare per intero, con i filmati, con i render, con i plastici, con i modelli, così come anche il Consorzio Venezia Nova ha fatto come opera alle bocche, ha fatto un modello della Volta Varozza, ha fatto 3.000 incontri, ha fatto dei centri informativi, eccetera, eccetera, eccetera. Se si facesse così, perlomeno, si potrebbe impostare un percorso di partecipazione, così come è previsto dalle recenti normative, ovvero sia si potrebbero valutare differenti opzioni, inclusa l'opzione 0, ovvero sia nessuna sublagunare, e si potrebbe stabilire che questi criteri di esposizione del progetto vengano fatti in modo analogo, di modo che possano essere facilmente confrontati dai cittadini. Quindi questa è una delle prime cose che noi chiediamo. L'altra cosa che noi chiediamo è che il rischio di impresa legato ad una vicenda del genere non vede il comune in nessun modo coinvolto, né direttamente né attraverso le sue partecipate, che invece sapete che adesso in parte
ci sono. Fuori il pubblico da ogni livello di rischio possibile. Abbiamo già i derivati da pagare in questo comune. Il terzo punto delle viabilità che ci sembra importante, e anche questo è uscito dagli incontri che sono stati fatti, è scusatemi la tosse, l'SMFR, il Sistema Metropolitano di Ferrovie Regionali. È un progetto tanto atteso e che vediamo sorpassato ogni volta dalla TAV oppure dalle ipotesi preparatorie alla sublagunare. Noi chiediamo che abbia una priorità anche temporale come progetto e anche come investimento rispetto alle altre grandi opere. Le domande che vi vedono favorevoli o contrari sono quindi la sublagunare, la seconda domanda è la partecipazione pubblica o parapubblica nelle attività di impresa della sublagunare e la terza la priorità temporale del sistema SFMR rispetto alle altre grandi opere. Il terzo punto, e guarda un po' tutti noi, è la residenza. Ammesso che il calcolo degli abitanti futuri previsto dal PAT risponda a previsioni ancorché corrette, ancorché ottimistiche, per un ritorno di residenza nella città d'acqua va stabilito, dal nostro punto di vista, in via definitiva, che l'edilizia residenziale sia di tipo sovvenzionato e convenzionato, prevalentemente perlomeno. Vorremmo che questa cosa venisse esplicitata. Che rispetto agli standard, se vengono considerati per tutto il territorio anche i residenti equivalenti, che questi standard vengano rivisti al rialzo rispetto a quanto proposto dal PAT, come ha già spiegato Zerodan prima. E poi vogliamo che l'amministrazione pubblica definisca le priorità dei suoi interventi all'interno della città costruita, coerentemente con le scelte strategiche che prevedono un minor consumo del suolo. Si dia quindi priorità agli interventi di densificazione e di riqualificazione prima di qualsiasi altra iniziativa analoga in territori vergini. Le domande che vi vedono favorevoli o contrari sono l'adeguamento degli standard al numero degli abitanti equivalenti e la priorità temporale degli interventi di densificazione e riqualificazione. L'ultimo argomento, che non è detto che faccia parte del PAT, ma vorremmo che comunque ci esprimessimo rispetto a questa cosa, è la pianificazione pubblica. Nel caso del Lido, ad esempio, e di altri casi possibili di intervento di pianificazione privata o commissariale di così grande impatto sul territorio pubblico, chiediamo che il PAT non li recepisca come cosa fatta. L'assenza della pianificazione pubblica ha portato dal programma per la realizzazione del Palazzo del Cinema via via a tutta una serie di altri interventi che si sono conclusi con l'ultima ipotesi di una darsena da 1500 posti barca con tutti i connessi che ci sono. È un'iniziativa di dimensioni enormi e di nessuna urgenza pubblica, gestita in modo commissariale, che in caso di fallimento lascerebbe macerie per decenni. Le domande favorevoli e contrarie sono queste. La prima, se volete, è una domanda retorica, ma ve la faccio lo stesso. La pianificazione urbanistica è un atto che deve rimanere pubblico per consentire strategie e partecipazione? Oppure siamo disposti ad accettare che la pianificazione urbanistica sia anche un atto da parte dei gruppi di imprese private? Il PAT, la seconda domanda è: il PAT deve recepire come cosa fatta atti di pianificazione privata o commissariale? Grazie.